Oggi Anci Veneto inaugura Villa Cesarotti, immobile prestigioso le cui prime testimonianze risalgono al 1300, con la proprietà degli Scrovegni, nota famiglia nobile padovana, citata anche nella Divina Commedia di Dante e proprietaria della stessa cappella. Poi passò di mano ai Carraresi fino a diventare di proprietà nel 1600 dei Cesarotti. Nel 1700, nella seconda metà per la precisione, ci dimorò il suo inquilino più celebre, Melchiorre Cesarotti, noto letterato e traduttore, tra l'altro amico di Napoleone e anche uno degli intellettuali più influenti dell'epoca, che anticipò certe tendenze del romanticismo. Buongiorno e benvenuti a tutti. Il nostro incontro odierno prevede l'illustrazione degli interventi effettuati al piano terra di Villa Cesarotti, con brevissime illustrazioni dell'architetto Chiara Donà, dell'architetto Antonio Pasqualì e dell'intervento fatto sulla sofora japonica del dottor Federico Maniero. Seguiranno i saluti delle autorità, il taglio del nastro, lo scoprimento della targa di intitolazione della sala al dottor Fortunato Rao, quindi la visita per tutti a piccoli gruppi del piano terra della villa. Letterato scelse il nome di Selvaggiano, parco naturale ove Flora, Ponoma, le Driadi e Vic trovarono dimora accanto al dio di fronte, più volte ricordato nelle pitture e iscrizioni dell'antico casino. Nel 1663, infatti, la villa era stata acquistata dal notaio Paolo Cesarotti dai conti Secco Suardo. Ai lunghi saloni passanti centrali fanno da cornice le stanze minori laterali, interrotte sul lato ovest dal vano scala principale. Degni di nota all'interno sono gli eleganti portali lapidei, archivoltati del salone al piano terreno. Con i motti poetici di cui è sparso, col senso morale che ispira, parla agli spettatori dell'anima bella a cui deve la sua esistenza. Con dei comandi radio in modo tale che non ci fossero fili che andassero ad ingombrare questi ambienti che hanno ovviamente un pregio che sappiamo. E quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni innovative e tecnologiche che siano anche proprio adatte a un territorio, a un edificio come questo. Un cenno brevissimo per dire che questa pianta, questa sofora japonica di 1 metro di diametro, 1,10 m, è una delle piante più importanti del parco. È una pianta che, come vedete, ha poco di pendula, perché la parte pendula che riguarda quelle anastomosi, quelle porzioni là in alto sono molto poche. E mi piace ringraziare il giardiniere, l'ultimo giardiniere di questa villa, Primo Canella, che per tanti anni è riuscito a portare questa pianta tirando via tutte le parti le parti morte. La parte più importante di questa pianta è appunto la porzione pendula. La varietà pendula è una varietà importata in Italia verso i primi del Novecento, quindi i Fabrici qua furono i primi a portare in Veneto questo tipo di pianta. Credo che questa sia veramente una bella sede per i comuni del Veneto, una sede dignitosa. Dovremo fare ancora qualche lavoro, però qui veramente tutti i sindaci potranno trovare la forza insieme con il Presidente per
far capire anche a Roma che stiamo vivendo un momento difficile, perché a Roma ancora non l'hanno capito. C'è tanta preoccupazione nei cittadini del Veneto per come stanno andando le cose, e credo che proprio da questa sede, che è una sede importante, i sindaci si possano trovare per far sentire la loro voce. Grazie. Oggi è una bella giornata in tutti i sensi. Noi come ANCI coroniamo un sogno, da anni stiamo lavorando su questo sogno e finalmente i sindaci hanno una sede non solo dignitosa, ma credo di poter dire anche di prestigio. Quindi saluto tutte le autorità presenti, l'assessore Conte in rappresentanza della Regione del Veneto, il sindaco di Selvazzano, al quale va la nostra stretta di mano più calorosa, perché ci ha consentito veramente con sforzi non di poco conto, perché questa è comunque una villa di prestigio, quindi l'aiuto del sindaco è stato determinante, il comandante dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, i miei due, l'onorevole De Poli, che non vedo, mi è scappato d'occhio, eccolo là in fondo, resta sempre con il suo istinto tra la gente e quindi mi sfuggiva, ne chiedo un attimo scusa. I miei due vicepresidenti, Busetti e Tommasi, che con me hanno collaborato in questi 3 anni in modo fantastico, non solo per la villa ma anche per la gestione di ANCI, che comunque ha un periodo particolarmente difficile. Le questioni nazionali le conosciamo tutti. E quindi va a loro il ringraziamento insieme alle risorse di tutti i comuni dell'ANCI. Io ringrazio anch'io il Presidente del Negro, perché il dottor Menara, perché è stato l'innesco, la volontà di portare una realtà così importante qui a Selvazzano, di una visione che noi abbiamo a Selvazzano, che Selvazzano sia un po', se volete, qualche volta con toni anche decisi, ma noi crediamo che Selvazzano sia e debba essere un punto di riferimento per sicuramente della provincia di Padova. Porto i saluti del Presidente Zaia, che sicuramente è vicino all'Associazione dei Comuni Italiani, soprattutto dei Comuni Veneti. Penso che sia significativa la giornata di oggi per quello che è il recupero di un patrimonio che sicuramente nell'ambito anche della sua destinazione, di quel che sarà il suo ruolo, è fondamentale anche per dimostrare che possiamo veramente utilizzare quello che è un patrimonio soprattutto storico, un valore aggiunto che il nostro territorio ha, che Selvazzano in questo caso ha, e che servirà soprattutto anche per dare ancora più slancio e incisività a quello che è il ruolo dell'associazione dell'ANCI. Penso sia proprio questo l'obiettivo della Regione Veneto, in un confronto diretto con i comuni. Hanno ucciso, possiamo dire, le province, noi non vogliamo che siano uccisi i comuni. È proprio questo che sarà anche l'obiettivo di quel lavoro, di quelle che saranno le proposte che il Veneto, insieme ai suoi comuni, porterà sul tavolo nazionale per garantire che certe scelte non vadano a incidere in maniera negativa su quello che è un patrimonio di tutti i cittadini del Veneto. È stato un grande uomo, Fortunato Rossi. Dicevo alla signora che mi ha formato, ero assessore al Comune di Verona ai servizi sociali e lui era dirigente al Comune di Padova. Abbiamo avuto 10 anni di grandissima collaborazione che poi ho trovato anche in ANCI, un uomo speciale. Sono concorso perché era un uomo speciale. Grazie, è un onore essere qui oggi a ricordare con voi Fortunato,
Un uomo umile, semplice, ma grande per la sua sensibilità e umanità. Lui rispettoso di tutto e di tutti, profondo conoscitore delle leggi, grande senso civico verso tutte le istituzioni, sempre determinato a portare a termine con grande professionalità i progetti, gli incarichi a lui affidati, senza mai togliere nulla ad alcuno, anzi valorizzando e riconoscendo sempre la grande professionalità dei suoi collaboratori. Non dimenticava mai di ringraziare. Era un uomo che credeva nel lavoro di squadra. Me lo ripeteva sempre, mi diceva: ricorda, se non fai squadra non vai da nessuna parte, devi coinvolgere anche gli altri, devono credere in te e nel tuo progetto, devi renderli partecipi, altrimenti rischi di fallire. E ricordati, mi diceva, che il merito poi è di tutti e non solo tuo. Non dimenticarti di ringraziare chi lavora con te, per te e soprattutto per la collettività. Ecco, io adesso ringrazio qui, non lo vedo, mi hanno detto che non c'è il dottor Forcolini e il dottor Menara, anche per le bellissime parole dette tramite scritte su Cittadini di Salute di novembre 2011. Parole che partivano dal cuore e parlavano della perdita di un amico oltre un grande professionista. A me e ai miei figli ci manca la sua bontà. La sua calma, il suo grande amore per noi. Ci rimane l'affetto di tantissime persone, il calore degli amici più vicini, dei gesti come questo, che sono e restano testimonianza che Fortunato era un uomo dai grandi valori e un uomo della collettività. Iniziamo un nuovo cammino in Villa Cesarotti, prestigiosa sede di ANCI Veneto, nuova sede di ANCI Veneto, dove si svolgeranno tutte le nostre riunioni e avremo convegni con i sindaci. Panorama più che fantastico, un giardino veramente d'altri tempi e sede di ANCI degna e all'altezza della situazione.